Pubblicato dall'Assessorato regionale delle infrastrutture, guidato da Alessandro Aricò, il decreto di impegno definitivo di 1.330.000 euro per la realizzazione dell'impianto di illuminazione ed efficientamento energetico e domotico dello Stadio Esseneto di Agrigento. Si tratta di risorse assegnate dallo Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con fondi del Piano Sviluppo e Coesione 2021-2027. Ad un anno dall'annuncio del finanziamento, dice l'assessore alle infrastrutture, Alessandro Aricò, oggi con l'accreditamento delle somme si potrà procedere alla gara d'appalto. L'erogazione delle somme sarà ripartita dal 2025 al 2029 e sarà effettuata mediante l'emissione di pagamento a favore del Comune di Agrigento, sulla base delle richieste corredate dalla documentazione giustificativa della spesa. I lavori all'impianto di illuminazione non solo consentiranno di svolgere le gare anche in notturna, ma costituiscono un requisito per disputare le gare delle categorie professionistiche, oltre che per lo svolgimento di eventi all'interno della struttura sportiva.